49enne di Cavarzere perde il controllo del furgone per il quale stava andando a lavoro e si schianta contro un platano nel Rodigino. Il sindaco, comunità sconvolta per questa tragedia. Sempre in provincia di Rovigo nel pomeriggio 45enne Centauro perde la vita. Tragedia sfiorata a Conegliano, giovane ubriaco si schianta con l'auto contro la vetrina del magazzino di un bar. Solo danni materiali per fortuna, dove poco prima era pieno di gente. 69enne pregiudicato di Mira arrestato dai carabinieri, accusato di aver abusato per 13 anni di una ragazzina minorenne. Negli anni 90 era finito nei guai per detenzione di armi ed esplosivi. Oltre 200.000 gli anziani solo in Veneto, Belluno la prima provincia, i dati allarmanti elaborati da SPI-CGIL che chiede azioni concrete per venire incontro al problema. Disavventura per una padovana che a causa di un guasto è rimasta intrappolata senza cellulare per più di un giorno in un ascensore. 25 su 500 i candidati che hanno vinto il concorso a Padova per diventare navigator, la nuova figura prevista dal reddito di cittadinanza. Tra questi a sorpresa anche il provveditore scolastico. Intanto uno di quelli che ce l'hanno fatta racconta l'esperienza del test. A Treviso nel pomeriggio 3.000 persone lungo il percorso stabilito per il Gay Pride in centro città, festa e colori fino a questa sera. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito in primo piano la cronaca, un'altra giovane vita spezzata sulla strada, un 23enne morto schiantandosi con il furgone mentre lavorava, il cordoglio del sindaco di Cavarzere. Tragico incidente questa mattina verso le 6:30 tra Rovigo e Villadose lungo la regionale 443. Nicolas Lazzarin, di 23 anni, originario di Adria ma residente a Cavarzere, si è schiantato contro un platano con il furgone mentre distribuiva i giornali. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e il SUEM, ma nonostante il tempestivo intervento, gli uomini del personale sanitario non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo morto sul colpo, che ha devastato la parte anteriore del furgone scagliando nei campi parte del carico. Da chiarire la dinamica, ma tutto fa pensare a una fuoriuscita autonoma dalla sede stradale. Sconvolto il sindaco del paese. In questi casi non ci sono mai le parole giuste, ovvio che c'è un grande rammarico, un grande dolore da parte dell'intera comunità. All'inizio non avevo capito di chi si trattasse, poi un po' alla volta sono riuscito a risalire alla famiglia e conosco molto bene anche la mamma, quindi diciamo il dolore è grande anche dal punto di vista mio personale. Ovviamente l'intera comunità, l'amministrazione, l'intera comunità è vicino per quello che può in questi momenti tragici alla famiglia. Tanti messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook di Nicolas a poche ore dalla notizia che ha lasciato tutti senza parole. Un 45enne rodigino è morto oggi nello scontro tra la sua motocicletta e un'automobile con una famiglia di turisti avvenuto nei pressi di Bergantino, sempre in provincia di Rovigo. In seguito all'urto la moto ha preso fuoco, i sanitari del SUEM 118 hanno provato a lungo a rianimare il 45enne ma poi hanno dovuto dichiararne il decesso. Sono stati soccorsi ma non hanno riportato conseguenze. I componenti della famiglia che viaggiava sulla vettura, ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto per spegnere il rogo della moto per mettere in sicurezza i due mezzi sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelmassa. Ubriaco perde il controllo dell'auto e si schianta contro la vetrina di un magazzino, solo danni materiali per fortuna, dove poco prima era pieno di gente. A 120 all'ora sono tutti dentro. A tutta velocità contro questo locale di via 11 febbraio in pieno centro a Conegliano. Un botto violentissimo e per farsene un'idea basta osservare le macerie. A seguito dell'impatto parte della colonna in muratura è letteralmente crollata, sventrata e distrutta la vetrina. All'interno del locale, utilizzato come magazzino da un bar della zona, fortunatamente non c'era nessuno, come ci racconta il titolare dell'esercizio. La fortuna è stata che è venuto tardi, che qui è con la festa lunga di Conegliano. Pensa a te cosa poteva creare. Poteva essere una strage con morti. Chiara la dinamica dell'incidente. L'auto, una Seat Altea nera, proveniva a velocità sostenuta da via Madonna, ma all'altezza del semaforo della svolta successiva il mezzo è andato dritto, senza nemmeno frenare, come lascia pensare l'assenza di segni sull'asfalto. Tranciato e trascinato a metri di distanza il grande cartello stradale e poi lo schianto contro la vetrina.
Fino a pochi minuti prima la zona era piena di gente a piedi, in città per la festa lunga. È un miracolo, perché succedeva un'ora prima che c'era via vai di persone, bambini, famiglie con tutto quanto, qua era passaggio perché vanno su in via Lourdes che hanno le macchine parcheggiate su di là. Di conseguenza questo sono i risultati purtroppo di chi beve. Alla guida dell'auto un uomo sui 30 anni, ubriaco e ritrovato in stato confusionale dai sanitari del SUEV mentre camminava barcollando a poca distanza, soccorso sul posto e poi portato in ospedale, fuori pericolo. Il giorno dopo i passanti osservano allibiti le tracce dell'impatto, mentre il proprietario fa la conta dei danni. Adesso deve sistemare tutto? Sì, con il taccuin mio, come si suol dire in Veneto, col taccuin mio perché non è assicurato, da quello che si è saputo. Si era reso latitante oltre 3 mesi fa, poco prima dell'udienza in Corte di Cassazione, che confermò la condanna a 5 anni e 4 mesi per circonvenzione del barbone milionario Guido Ricci, che lo nominò erede universale di un patrimonio da 13 milioni di euro. Ieri sera, 28 giugno, è stato fermato e catturato il medico bellunese Maurizio Guglielmo, 61enne. L'uomo era fuggito all'estero in una località dei paradisi fiscali dove non c'era nemmeno l'estradizione, ma alla fine ha fatto un errore di carabinieri del nucleo investigativo provinciale di Belluno, diretti dal maggiore Marco Stabile. Lo hanno fermato. Ci spostiamo ora nel veneziano. I carabinieri hanno arrestato un uomo che per anni ha abusato di una minorenne. Un 69enne pregiudicato di mira è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione seguito a una condanna in appello. Deve rispondere dei reati di violenza sessuale aggravata e continuata compiuti tra il 1994 e il 2007 nei confronti di una donna che all'epoca in cui sono iniziati gli episodi aveva meno di 14 anni. La pena residua definitiva è di 6 anni e 1 mese di reclusione. L'uomo è conosciuto alle forze dell'ordine anche per essere stato arrestato negli anni 90 insieme ad altri per detenzione di armi ed esplosivi. A Mestre invece i carabinieri hanno arrestato il 54enne pregiudicato condannato dal Tribunale di Verona per una pena residua di 1 anno e 4 mesi di reclusione più una multa di 400 euro. È accusato di un furto in abitazione e un furto con destrezza commessi nel 2018 rispettivamente a Verona e Salzano. La Procura di Verona ha aperto un'indagine sulla morte di una neonata denunciata da una coppia di Villa d'Adice in provincia di Rovigo, che addebita il decesso alle conseguenze di un'anestesia praticata alla madre per una cura dentaria. La vicenda riguarda una coppia di origine romena. La donna, al 7° mese di gravidanza, si era rivolta una decina di giorni fa al pronto soccorso dell'ospedale di Legnago, accusando forti dolori per un dente del giudizio. Scartata l'ipotesi di un'estrazione del dente, vista la gravidanza, la donna è stata sottoposta a un'operazione di pulizia in un ambulatorio, ma secondo quanto denunciato dalla coppia le sarebbe stato iniettato un anestetico prima del trattamento. Dal giorno successivo la donna ha iniziato ad accusare fitte al ventre con contrazioni ed è stata portata d'urgenza al reparto di ostetricia, dove il parto è stato indotto, ma la neonata è morta. I carabinieri, sulla base della denuncia verso ignoti, hanno acquisito le cartelle cliniche e disposto la custodia del piccolo corpo, sul quale la magistratura potrebbe decidere di svolgere l'autopsia. Ed ora parliamo del crack popolari. Il prossimo anno i rimborsi, mentre il processo BPV potrebbe tornare a Vicenza. Crack popolari venete. I primi rimborsi potrebbero arrivare con l'anno nuovo. Tra circa un mese infatti dovrebbe insediarsi la commissione tecnica incaricata di valutare le richieste, dopodiché i soci avranno 180 giorni di tempo per presentare la domanda attraverso il portale Consap. Mentre i rimborsi proseguono per la loro strada, in Aula Bunker a Mestre, dove si tiene il processo per il crack della Popolare di Vicenza, c'è stato un nuovo colpo di scena: la rinuncia del presidente del collegio giudicante Lorenzo Miazzi a presiedere, in quanto sarebbe emerso un'incompatibilità. Al suo posto il presidente del Tribunale di Vicenza Rizzo ha individuato la dottoressa De Stefano. La cosa però ha messo sul chi va là i tanti risparmiatori: tempi che si allungano, rischio di prescrizione. Il cambio in corso infatti potrebbe far chiedere ai difensori degli imputati di non acquisire gli atti dei testi fin qui sentiti, cosa possibile ma potrebbe essere non necessaria.
Questo però darà possibilità al nuovo Presidente di fissare una nuova udienza, eventualmente ricitando tutti coloro che sono già stati sentiti e chiedendo, mi auguro, se confermano gli esami già rilasciati. Ma se anche fosse, spiega l'avvocato, i margini di recupero ci sarebbero comunque, visto che la fase di istruzione probatoria è iniziata solo dopo Pasqua, facendo ben sperare. Mi sembra di poter escludere allo Stato un rischio di prescrizione. Certo è che le sorprese in questo processo continuano a succedere, speriamo che questa sia l'ultima. Le prossime udienze sono fissate per il 3 e 4 luglio con nuovi testi da sentire e gli adempimenti necessari per capire se quelle precedenti possono essere acquisite così come fatte. Nota positiva in questa calda estate potrebbe essere il ritorno del processo a Vicenza e il presidente Rizzo sarebbe già a buon punto. Ha già chiesto aiuto al Ministero, dovrebbe essere arrivato questo aiuto, tant'è che già si vedono le aule al pian terreno, sottoterra, in tribunale in fase di preparazione, e staremo a vedere quali saranno i tempi, perché i tempi in teoria per settembre-ottobre la speranza è di tornare a Vicenza. Dramma della solitudine, i dati elaborati dallo SPI CGIL sugli ultraottantenni soli in Veneto sono preoccupanti e servono delle azioni specifiche. C'è chi si ammala e non viene assistito o chi viene raggirato per aver scambiato 2 parole in fiducia con qualche truffatore. Quello della solitudine è un dramma che non risparmia tanti anziani veneti, in particolare chi vive in zone più isolate. I dati dello SPI CGIL, che ha condotto un'indagine approfondita, sono preoccupanti. 210.000 anziani soli over ottantenni, quindi è un esercito di persone ed è una situazione che sta diventando sempre più drammatica, il tema della solitudine. Persone insomma, che vivono in una situazione di forte disagio perché la nostra società non tiene conto della popolazione che invecchia e così noi non abbiamo né le abitazioni che sono a misura di anziano, né le nostre città, né la mobilità e le persone, tra l'altro anche con redditi che sono sempre più bassi perché noi sappiamo quanto siano falcidiate le pensioni, che si trovano in una situazione di completo abbandono. La provincia con la percentuale più alta di over 80 soli e rispetto agli ultra ottantenni totali è Belluno, con il 66,4%. Segue Rovigo. Le altre si equivalgono: Padova, Verona, Venezia, Treviso, Vicenza con il 61,2%. Insomma, gli anziani che vivono soli nelle province superano il 60% e secondo il sindacato la politica deve tener conto di questa situazione. Noi non possiamo lasciare sole queste persone, pensiamo che la politica, le istituzioni debbono affrontare come una situazione che è una emergenza, perché è un bene invecchiare, no? Quindi si vive più a lungo, la società nostra anche in Veneto invecchia, questo sia perché si vive più a lungo ma anche perché abbiamo un fenomeno di calo delle nascite, non si fanno più figli, quindi è una società che diventa sempre più anziana. E abbiamo bisogno appunto di farcene carico, di costruire una città, una dimensione sociale che combatta la solitudine. È un tema di democrazia perché poi tra l'altro insomma, una percentuale molto alta di queste persone anziane sole sono donne perché vivono più a lungo e hanno pensioni più basse degli uomini, diventa una questione invalidante. Una bambina di 3 anni dimenticata nello scuolabus parcheggiato nell'autorimessa della zona industriale di Scorzè. È successo giovedì poco dopo le 13 nella giornata che ha registrato il picco delle temperature. All'uscita della scuola dell'infanzia i bambini sono stati fatti salire come ogni giorno per fare il ritorno a casa, ma i genitori della bimba hanno atteso invano che arrivasse, quindi scattato l'allarme alla stazione dei carabinieri di Scorzè e alla ditta che gestisce i percorsi scolastici per sapere dove fosse stato parcheggiato lo scuolabus. La bambina è stata poi trovata dal papà all'interno dell'autobus mentre stava piangendo. Pare che la bambina si fosse addormentata e nessuno dei due a fine corsa si fosse accorto che all'interno era rimasta la piccola. E brutta avventura per una padovana che a causa di un guasto è rimasta intrappolata per più di un giorno in ascensore. Figlia e sorella sono andate a cercarla a casa dopo che per un giorno avevano provato inutilmente a contattarla al telefono. Nell'appartamento non c'era nessuno, ma fortunatamente si sono accorte delle richieste d'aiuto che provenivano fuori dalla porta d'ingresso, dall'ascensore.
Protagonista della brutta avventura è una padovana che a causa di un guasto è rimasta bloccata per più di 24 ore nell'ascensore di casa in via San Prosdocimo. Senza cellulare per chiamare soccorsi, venerdì mattina la donna ha avuto se non altro la fortuna di essere entrata nell'ascensore con i sacchetti della spesa, quell'ascensore da cui sarebbe uscita solo sabato, grazie all'intervento dei vigili del fuoco chiamate dalle sue parenti. Sono 25 su 500 i candidati che hanno vinto il concorso per diventare navigator in provincia di Padova. Hanno dovuto superare un test in cui si doveva rispondere a 100 domande in 100 minuti. Ora dovranno aiutare chi ha richiesto il reddito di cittadinanza a trovare lavoro. Alla fine per la provincia di Padova ne sono rimasti 25 su 500, che era il numero massimo di candidati per provincia ammessi al concorso per Navigator, la nuova figura professionale che aiuterà chi ha chiesto il reddito di cittadinanza a trovare lavoro. Per il padovano dunque la spuntata 1 su 20, per ogni nuovo Navigator ce ne sono 19 che non ci sono riusciti. Tra i vincitori del concorso, anche se non confermato, dovrebbe esserci anche Roberto Natale, direttore dell'ufficio scolastico territoriale di Padova e Rovigo. Il suo nome compare nella lista dei prescelti, ma al momento non c'è ancora conferma ufficiale. Di sicuro c'è Simone Burattin, 44 anni, una laurea in scienze politiche e un'esperienza lavorativa di 10 anni in un CAF. Erano 100 domande in 100 minuti, quindi si aveva un minuto a domanda per ragionarci e secondo me era strutturato bene, nel senso che un 50% era mirato a conoscenze dovute allo studio e un altro 50% a mio parere era un po' di cultura generale e per comprendere se una persona diciamo un po' sveglia oppure no. Per Simone Burattin hanno fatto la differenza i trascorsi universitari e quindi le conoscenze di diritto del lavoro o di economia aziendale. Altre domande erano legate al reddito di cittadinanza, che pur non comparendo ancora nei testi universitari non si può certo dire fosse un tema da trascurare preparandosi al concorso. Eravamo in tantissimi a Roma e chi ha usato di più è riuscito a portare a casa il risultato, perché vedo che molti che hanno raggiunto soltanto la sufficienza, cioè il punteggio di 60, si stanno lamentando del fatto che questo però non comporterà nessun beneficio, ma diciamo che solo chi osava rispondere a molte domande ce la faceva. Io ne ho fatte 93 e chiedendo a moltissimi non sono andati oltre le 70. Ora per Simone e gli altri 24 navigator della provincia di Padova si tratta solo di attendere la chiamata per prendere servizio. Stiamo aspettando una fatidica mail dell'ANPAL che ci dirà quando finalmente dovremo prendere servizio oppure comunque quando dovremo presentarci. Ed ora una notizia giunta ora in redazione: un uomo di 47 anni, Loris Elberti, residente a Bovolone in provincia di Verona, è morto annegato nelle acque dell'Adriatico a Rosolina Mare in provincia di Rovigo dopo essersi gettato in mare per soccorrere la moglie che si trovava in difficoltà. Il 45enne non era però un nuotatore esperto ed è stato sopraffatto dalle onde annegando. La donna è stata invece portata a riva da altri soccorritori, ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari ed ora andiamo a Treviso, dove da questo pomeriggio è in corso il Gay Pride e per noi sul posto c'è Lucio Zanato. Buonasera Lucio. E un papà e ricevere un'educazione. Buonasera Daniele, buonasera ai telespettatori di Antenna 3, mi trovo ai Bastioni San Marco, sono con il consigliere comunale Michela Neri. Gay Pride, diciamo nelle battute finali prima del concerto serale, grande festa, tutto bene? Sì, tutto bene, 3.000 persone che per un Pride provinciale è un grande successo. Colgo l'occasione per ringraziare tutti, la lotta per i diritti non deve smettere, non deve mai smettere, non bisogna abbassare la guardia, mai, e la conquista degli stessi sarà ancora lunga, perché tanti chiedono ma perché ancora il Pride? Perché ancora non abbiamo tutti i diritti, solo alcuni, e noi vogliamo tutti i diritti, vogliamo essere liberi di vivere la vita esattamente come chiunque altro. Ecco, un Pride con un po' meno di persone perché è al termine di un giro di Pride in tutto il Veneto. Sì, no, di tutta Italia quest'anno, perché si festeggia
festeggiano i motti 50 anni dei motti di Stonewall e ogni città ha preparato il proprio Pride, quindi ovviamente sono tutti Pride ridotti. Un ringraziamento va fatto anche al sindaco, anche se è di parte avversa, dimostrando che si può ringraziare anche se non si è d'accordo politicamente. Beh, certamente, certe battaglie non hanno colore politico, il sindaco pur non avendo dato il patrocinio, almeno dal mio punto di vista si è comportato benissimo, non ha ostacolato in alcun modo la manifestazione, anzi nelle varie interviste l'ha appoggiata, dimostrando che si può andare al di là del colore politico per alcune cause. Bene, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Lucio, grazie e buon lavoro. Noi quindi andiamo avanti con il nostro telegiornale e ci spostiamo invece a Padova, dove parliamo di alcune iniziative che riguardano il castello Carrarese. Sentiamo. L'obiettivo è di farne uno dei centri culturali ed espositivi più grandi d'Europa. Attraverso secoli di storia, questi 20.000 metri quadrati nel cuore di Padova hanno conosciuto diverse identità, nascendo come castello durante la signoria dei Carraresi nel 1300, per poi diventare in massima parte carceri nel 1800. Quindi il progressivo abbandono alla fine degli anni 80 del secolo scorso. Ora il recupero annunciato dall'assessore Andrea Colasio promette una nuova giovinezza a questo spazio enorme. Il 10 luglio a Venezia alle 9:30 si apre finalmente il tavolo tecnico di confronto tra Ministero dei Beni Culturali, Demani e Comune. Noi abbiamo presentato questo che è un progetto di valorizzazione del castello, è stato analizzato dalla sovrintendenza che ha espresso parere favorevole, quindi sulla base delle norme sul federalismo demaniale il bene a titolo gratuito può essere conferito alla città. Per il castello, spiega Colasio, si chiude un ciclo storico. Dopo secoli di damnatio memorie, di declino e di dimenticanza, uno degli elementi costitutivi e identitari dell'Urbs Picta trecentesca torna ai padovani. A girarlo oggi le tracce più evidenti sono naturalmente quelle del suo uso come carcere per quasi 200 anni, fino alla preziosa scoperta di antichi affreschi miracolosamente sopravvissuti a testimonianza dei fasti di un tempo che sembrava perduto. Uno degli spazi più grandi del castello, il primo ad essere recuperato, sarà adibito al design e all'arte contemporanea. Abbiamo già speso circa 15 milioni d'euro, ne servono altrettanti. Diciamo che è un impegno che come amministrazione abbiamo deciso di affrontare. A breve partiremo con i lavori a settembre e entro un anno e mezzo una prima ala, il lato sud, verrà riconsegnato nella sua pienezza di funzioni appunto come spazio per il design alla città. Negli anni successivi, nei prossimi 5, 6, 7, 8 anni, si addiverrà a completare l'intera struttura anche grazie, mi auguro, ai finanziamenti di privati. Il recupero del castello, già di suo enorme, si inquadra oltretutto in una riqualificazione dell'intera area. Poco distante da qui, un'altra grande struttura dismessa nel centro della città, la caserma Piave, diventerà cittadella universitaria. Qui invece laboratori, esposizioni, proiezioni, in una parola sola attività multidisciplinari, cambieranno ancora una volta questo luogo storico dell'antica Padova. Cambierà non solo la percezione dei padovani del castello, ma la autorappresentazione di Padova a livello internazionale. Padova è una grande capitale artistica e questa ne è la prova. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni meteo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo e clima sempre molto caldo, tuttavia con temperature non più da bollino rosso come è accaduto invece nella parte centrale della settimana che sta terminando. Vediamo il dettaglio di domenica 30 giugno. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato, il mese di giugno termina ancora nella morsa dell'anticiclone africano, tanto sole dunque, cielo del tutto sereno dappertutto. Temperature minime tra 18 e 24 gradi, massime comprese invece tra 28 e 34 gradi. Condizioni di bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia. Il sole infatti sarà protagonista e il cielo si presenterà limpido, non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra i 27 e i 32 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori, come ci mostra la nostra grafica, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi ovunque.
Temperature minime tra 19 e 20 gradi, massime piuttosto calde sui 35 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci.